Riguarda non distintamente alcune classi sociali, qui si cerca di guardarlo come reddito di cittadinanza, come la possibilità, ripeto, di ogni persona di poter fare la propria parte all'interno della società, impegnandosi a tutti i livelli e, ripeto, senza stare a fare delle distinzioni. Quindi non è solamente un allargamento, è un cambio di paradigma. È questo che fa fatica a passare, ma io capisco e noi siamo qui anche per spiegarlo e rispiegarlo, perché nel mondo di oggi, quando noi parliamo di trasformazione del lavoro, una parola che sembra così molto astrusa, ma che ci arriverà addosso, cioè vuol dire che arrivano delle trasformazioni tecnologiche nell'industria che porteranno da qui ai prossimi 10 anni ad avere, si parla di milioni di posti di lavoro persi, io non voglio dire persi, voglio dire trasformati, e questa trasformazione determinerà quantomeno dei vuoti all'interno di alcuni settori lavorativi. Questi dovranno necessariamente avere un punto di caduta per non permettere che ci siano nessun tipo di tensione sociale. Ci stiamo preparando a una valanga di disoccupazione? No, non è una valanga di disoccupazione, è una trasformazione. Sono parole, non sono parole mie, sono stati fatti degli studi, tra l'altro uno anche da parte nostra presentato in Senato, che si chiama Lavoro 2025, ovvero 2025, che parla proprio della trasformazione, non fatto da politici ma fatto da tecnici. Nella Silicon Valley è l'argomento numero uno in assoluto. Il 65% dei lavori per cui si sta studiando oggi non ci sarà nel 2025, sì, cioè, 2030. Chi non riesce a cogliere questi aspetti è perché ha abdicato alla funzione primaria della politica, ovvero quella di avere visione e di essere capace di avere con questa visione un approccio programmatico nei confronti dei prossimi 10, 15, 20 anni. Se noi continuiamo a pensare che il problema è il domani, l'oggi, i prossimi 6 mesi, che ci sono anche quelli, ma pensiamo solo a quello, sono mini campagne elettorali dettate dagli appuntamenti elettorali. Allora queste sono cose che anche noi facciamo, perché quando andiamo a scongiurare l'aumento dell'IVA, che era stato rimandato e quest'anno dava scadenza, e si trovano quei 12 miliardi e mezzo di euro necessari per scongiurarlo definitivamente, questa è una cosa, una misura immediata, fatta appunto per l'immediatezza, ma le misure finanziarie devono guardare a lunga gettata, e quindi il reddito di cittadinanza serve anche a questo. Però davanti a lei è un imprenditore. Per far entrare nel terzo millennio una società dopo che ha le bisogno settimane che abbiamo di riforme passato, strutturali.